Ma ve li ricordate quei turisti che l'anno scorso a Lignano c'erano distesi beatamente in spiaggia in mezzo agli ombrelloni degli stabilimenti balneari, sostenendo che potessero farlo liberamente in quanto le concessioni balneari appunto erano scadute? Ecco, la situazione, che definire complessa è un eufemismo, potrebbe ricapitare in quanto il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un albergatore ribaltando la precedente decisione del TAR del Friuli Venezia Giulia. La delibera con cui la Giunta aveva revocato il bando di gara per l'assegnazione di 17 concessioni è stata giudicata illegittima in quanto priva di effettive ragioni di pubblico interesse. Nel mezzo ci sono i comuni, che poi sono in prima fila, non hanno i poteri del governo centrale nazionale, non hanno poteri legislativi e quindi si devono raccordare con le regioni e con i governi centrali, schiacciati, si può dire, tra due visioni discordanti di questa fattispecie. E quindi molto complesso toccare questa materia perché l'ente poi viene esposto alla possibilità di contenziosi e di ricorsi da ambo le parti. L'amministrazione però, la nostra, che si è trovata a ripartire da zero, dall'inizio ha lavorato per predisporre delle linee guida per avere la pubblicazione dei bandi entro i termini stabiliti dalle normative nazionali e dalla giurisprudenza amministrativa. Ci siamo determinati nell'agosto 2024 a rispettare quanto avevamo pattuito e quindi abbiamo pubblicato i nostri bandi di gara. Tradotto significa che la Giunta Comunale di Lignano aveva preferito optare per una proroga tecnica delle concessioni esistenti come fatto nel 2024, proroga che però è stata considerata non sufficientemente giustificata e quindi via a nuovi bandi con tutte le problematiche che un comune si trova ora a dover affrontare con le norme che continuano a cambiare. Ma quindi, per quest'estate, che si fa? Per quanto riguarda ovviamente la stagione in corso, adesso stiamo facendo una valutazione con il legale che assiste il comune, evidentemente dobbiamo trovare una soluzione ponte che garantisca ovviamente la gestione del litorale e dei tratti in concessione per la stagione del 2025, però che dovrà essere contemporaneamente accompagnata, però ripeto, cosa che già avremmo fatto, dalla pubblicazione dei bandi e poi l'assegnazione entro l'anno in corso. Insomma, non resta che darci appuntamento alle prossime puntate. Stay tuned!